Ci troviamo a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, quella che vedete alle mie spalle è Villa Contarini, un gioiello dell'architettura e dell'arte veneta che vogliamo andare a visitare insieme a voi. Siamo all'interno di questa straordinaria villa, ci ha accolto Alessandro Bison, che è il nostro anfitrione, il padrone di casa in questo caso, rappresenta la villa, rappresenta anche l'ente regione che è proprietaria della villa. Dal 2005. Buongiorno, ci troviamo nella sala auditorio della villa, una delle più importanti, se non la più importante in assoluto, perché ha una caratteristica molto particolare. Questa caratteristica è l'acustica. La sala è famosa a livello mondiale per la purezza del suono che si riesce ad ottenere, tanto che saltuariamente viene anche utilizzata come sala incisioni, soprattutto per incisioni di musica classica. La villa ha una storia molto antica che risale al 1546, anno in cui i Contarini, già proprietari dell'edificio comunque, o quantomeno di un edificio preesistente, decidono di affidare ad un giovane e promettente architetto, un certo Andrea Palladio, l'edificazione di una nuova dimora di campagna che diventerà il nucleo iniziale di quella che successivamente, nei secoli successivi, sarà nota anche come la Reggia di Piazzola proprio per la sua imponenza. In realtà l'edificio iniziale corrisponde grosso modo all'area nella quale ci troviamo, quindi a quella dell'auditorio e delle sale laterali adesso. Non è certissima l'attribuzione a Palladio, però il Centro Internazionale di Studi Andrea Palladio un paio di anni fa in Inghilterra ha reperito un disegno originale di Palladio che è praticamente sovrapponibile a una mappa di 10 anni successiva che si trova ancora oggi nei nostri archivi. Quindi diciamo che abbiamo... Ci sono delle buone prove indiziali, insomma. Gli orchestrali non si trovavano in questa sala, avevano una posizione completamente differente. Una posizione completamente differente ed era funzionale alle particolari caratteristiche acustiche della sala. Sostanzialmente nel pieno del periodo barocco le orchestre hanno iniziato ad aumentare di organico e l'auditorio, che aveva ancora un impianto architettonico preesistente, non aveva la capienza necessaria ad ospitare un'orchestra, supponiamo, di una cinquantina di elementi, con il numero di spettatori che i proprietari della villa desideravano. Quindi c'era la necessità di posizionare l'orchestra in un'altra stanza. Quindi non si vedeva l'orchestra? L'orchestra non era visibile e quindi per risolvere, diciamo, questo problema di capienza è stato creato anche un artificio diciamo, scenografico di estremo effetto, perché pensate alla sorpresa, diciamo nella seconda metà del 600, quindi attorno al 1650-1660, degli ospiti che si accomodano in sala ed improvvisamente inizia la musica suonata da un'orchestra invisibile sostanzialmente. Perché era posizionata sulle, chiamiamole logge, su ballatoi del terzo piano all'interno di questa sala, la quale in origine poteva essere anche, tra virgolette, regolata. C'erano delle fessure sul soffitto che erano regolabili in ampiezza in maniera da tararla in base alla musica che si intendeva suonare. Altro particolare interessante è che gli orchestrali nel periodo di Marco Contarini, quindi uno dei periodi di maggior splendore della villa, non erano gli orchestrali ma erano le orchestrali. Quindi donne! Erano 38 ragazze che erano alloggiate in un convitto che si trovava qui a Piazzola, ancora, diciamo, il luogo è ancora esistente, si chiama Loco delle Vergini, e venivano, diciamo, istruite a lavori che per l'epoca erano abbastanza remunerativi, tipo il ricamo oppure l'incisione su rame, eccetera eccetera, ma anche musica, canto, ed erano una delle, diciamo, maggiori attrazioni degli spettacoli che Marco Contarini organizzava, perché era molto inusuale per l'epoca trovare delle giovani ragazze che fossero in grado di suonare con una tale maestria, tra le altre cose, degli strumenti musicali.
Ben ritrovati a tutti voi in una nuova puntata di Sguardi sul Veneto, la nostra trasmissione realizzata per raccontare ai telespettatori le meraviglie della nostra regione, e oggi ci troviamo veramente in un luogo incantevole, una meraviglia tutta da conoscere e da scoprire. Siamo a Monselice, una cittadina del Padovano sui Colli Euganei, e questo è il castello di Monselice. Qui accanto a me c'è il decano delle guide appunto del castello, Cristiano Cognolato. Grazie di essere con noi. Prego, grazie a voi altri per averci visitati, speriamo di accogliervi con dignità e importanza. Assolutamente, questo luogo lascia stupefatti, prima di tutto per la bellezza, la grandiosità di questo complesso, ma anche perché è tenuto veramente benissimo, nonostante sia veramente antico, perché risale all'anno 1000 più o meno. Sì, allora diciamo che i tre blocchi principali architettonici hanno tre epoche ben diverse di costruzione. Come lei giustamente diceva, la parte più antica è la casa romanica, realizzata attorno all'anno 1000, poi integrata in un secondo momento con l'edificio di fronte a noi altri del Castelletto, edificio del 1100. Anche se poi naturalmente gli sviluppi successivi sono anche comunque importanti. Parliamo per esempio della Torre di Ezzelino, qui alle nostre spalle, edificio duecentesco che naturalmente lega il suo nome al famoso vicario imperiale Ezzelino III da Romano, vicario di Federico II, imperatore di Svevia. Torre che naturalmente ha tale definizione perché è nata per scopi oltre che amministrativi e territoriali anche difensivi, anche se poi con il passare dei secoli il suo aspetto interno e il suo utilizzo interno è modificato. Prima per l'importante passaggio dei Carraresi di Padova, siamo nel 1300, che fanno di questo castello un riferimento abitativo e anche difensivo di fondamentale importanza, ma soprattutto la trasformazione più eclatante è quella legata all'avvento della famiglia Marcello di Venezia, che arriva qui in Monselice dopo che la Repubblica Serenissima sconfigge in maniera definitiva i Carraresi di Padova. Siamo, ricordo, nel 1405. Questo castello ormai perde le sue caratteristiche fondamentali in importanza dal punto di vista strategico e militare, e quindi Marcello ne fanno una sorta di residenza a tutti gli effetti. E qui siamo nello splendido salone di rappresentanza all'interno di Palazzo Marcello. Sì, e siamo in quelli chiamati anche appartamenti Marcello, anche se l'architettura è quella legata alla Torre di Ezzelino. Siamo sopra, ricordo adesso, le stanze da letto. Il salone di rappresentanza è forse la parte culminante dal punto di vista dell'aspetto scenico, come interno naturalmente. E vediamo riproposti i colori bianco e rosso alle pareti, un chiaro richiamo al 300 del castello, non più quindi al 400, e sono i colori di blasone della famiglia di Carraresi di Padova. Il loro stemma, ricordo, era il carro rosso sullo sfondo bianco. E le pareti in questo caso, fra l'altro, ospitano 4 stupendi arazzi fiamminghi di produzione brussellese, realizzati agli inizi del 1600, arazzi che raccontano scene di vita con Alessandro Magno protagonista, anche se diciamo la loro notorietà è legata anche appunto alla manifattura, che ha come principale, diciamo così, protagonista Cornelius Mattens, il caposcuola di questa bottega d'artigiani che li ha realizzati per la famiglia Gonzaga, quindi hanno anche provenienza, diciamo così, nota e sicuramente importante. La collezione interna poi non è solo naturalmente conclusa e completata dai arazzi, ma anche da una serie di mobili sicuramente notevoli, a partire per esempio dal tavolo esposto qui alla mia sinistra, un tavolo di fattura toscana, un tavolo realizzato a cavallo fra 1500 e 1600, che è considerato sicuramente uno dei capolavori per quanto riguarda l'aspetto del mobile naturalmente, tavolo che tra l'altro è stato prodotto e realizzato per la famiglia Guicciardini, quindi aggiungiamo un altro nome di sicuro interesse storico. Un riferimento però voglio darlo anche al vissuto veneziano di questo castello, e riguarda lo stemma che sta qui alle mie spalle fra i due portali, ed è uno dei pochi stemmi originali di questo castello, è lo stemma appunto della famiglia stessa veneziana, che ha lasciato per ultima le sue tracce di vissuto in questo edificio in epoca naturalmente storica.
Rieccoci di nuovo assieme, abbiamo salito le scale di quella che è Villa Nani Loredan di Sant'Urbano. La scorsa puntata eravamo all'esterno della villa, adesso ci troviamo al primo piano, il piano nobile, sempre con Angela Pomaro, guida proprio della villa. Allora siamo nel luogo forse più significativo di Villa Nani Loredan. Esatto, un po' l'elemento, il luogo più prezioso, che diciamo stupisce rispetto all'esterno che abbiamo potuto apprezzare in precedenza, piuttosto semplice, proprio per la ricchezza con cui è trattato. Abbiamo detto che ci troviamo nel piano nobile, quindi al primo piano, il piano più importante, quello dedicato poi all'ospitalità dei padroni di casa. Il piano nella sua planimetria ripete simmetricamente quella del piano terra, con un salone passante centrale sul quale si affaccia appunto la serliana che abbiamo citato precedentemente mentre annotavamo la facciata, che un po' ripercorre la struttura tipica del palazzo veneziano, anche del fondaco veneziano. Sui due lati del salone principale si affacciano 4 sale disposte simmetricamente. Come abbiamo notato, l'elemento della serliana non è presente sulla facciata posta sul retro, però all'interno, dove si vuole far notare la ricchezza della decorazione e l'importanza della famiglia, l'elemento viene riprodotto con la tecnica dell'affresco. In effetti possiamo notare che la decorazione, pur ricca di racconti, troviamo le stagioni, alcune figure mitologiche e la trattazione dell'elemento principale, che è appunto il ratto d'Europa, è tutto incorniciato da architetture e elementi decorativi realizzati con tecnica trompe-l'œil, cioè con una tecnica che riproduce affreschi, marmi e architetture, enfatizzando il chiaroscuro e quindi riproducendo il reale quasi come se esistesse realmente, come se fosse avesse profondità architettonica. Una firma tutto questo? Sì, la firma non è certa, però da molti studi che sono stati intrapresi prima da Luciana Crosato, che è stata la prima studiosa di questi affreschi, e poi che sono stati ripercorsi anche successivamente, si ritiene che questi affreschi, quelli di tutte le sale, siano attribuibili alla scuola del Veronese, in particolare al figlio di questi, Carletto Cagliari, e ad altre maestranze della scuola. In particolare per la sala dei paesaggi, che vedremo più tardi, il nome di riferimento è quello di Alvise del Friso, che apparteneva sempre alla scuola, mentre di più difficile attribuzione sono le grottesche, che vedremo nelle due ultime sale. In questa sala invece che cosa viene raffigurato in particolare? Allora, questa sala è dominata anzitutto dalla raffigurazione del ratto d'Europa, una rappresentazione di un evento mitologico particolarmente importante e caro a Venezia, per vari motivi, naturalmente tutti di origine simbolica. Infatti, secondo il mito, Europa sarebbe stata, dopo essersi unita a Zeus, la moglie del re di Creta, e dall'unione con Zeus sarebbero nati Minosse, Radamanto e Sarpedonte, i suoi 3 figli. Di questi in particolare la figura che ci interessa di più è quella di Minosse, in quanto Minosse rappresenta un saggio amministratore della giustizia, rappresenta l'imperatore, comunque il sovrano che aveva debellato i pirati dal Mediterraneo, e sono tutti valori in cui Venezia si riconosce, la Serenissima si riconosceva, grande padrona dei mari e saggia amministratrice della giustizia.